Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, siamo su Magic Online, MTGO e oggi portiamo un mazzo che di competitivo non ha molto, anche perché non esiste in Modern, è solo in Commander sto mazzo, però io ho voluto voglio provare sta lista in Modern, una lista fatta all'80% da me, con qualche spunto qua e là, ma veramente poca roba perché non c'è niente su sto mazzo in Modern, quindi però ho visto sta carta e mi piace un casino, la amo proprio perché è particolarissima e quindi tutto gira intorno a Norin, il diffidente. Allora, in pratica, so sia questa la traduzione in italiano, sì, ciao. Praticamente sta carta fa questo, ogni qualvolta un giocatore, quindi io o il mio avversario, lanciamo una magia o una creatura attacca, lui esce dal gioco e ritorna a fine turno. Cosa vuol dire? Che con le carte che ho fa combo a manetta e noi godiamo. Perché con queste infatti avevo messo il campione del popolo, Champion of the Parish, che quando entra un umano prende più uno, e questo è un umano. Poi abbiamo le due twins, qua le sister, le gemelline sexy, che quando entra una creatura guadagnano un punto vita, quindi Soul Warden e Soul Attendant. Poi abbiamo il Predmate, l'Ajani, il Pridemate, che praticamente la sappiamo, questa è una carta famosissima. Ogni qualvolta guadagno un punto vita prende più uno e potrei guadagnarne veramente tanti. Poi abbiamo Impact Tremors, che è un incantesimo, ogni qualvolta una creatura entra sul campo di battaglia fa un danno a un avversario e entra parecchie volte. Perché? Perché c'è anche la Genesis Chamber, che ogni qualvolta entra una creatura in campo, non pedina ovviamente, metto una pedina 1-1, chiaramente lo fa anche il mio avversario, ma io ne creo molto di più perché insomma entra ed esce sempre Norin, quindi ne creo tantissime ogni turno. Poi abbiamo Ranger Captain of Eos, o Eos, lascio sempre a voi la scelta, che praticamente quando entra in campo posso cercare dal mio grimorio una creatura con costo di mana 1 o inferiore e metterla in campo, quindi mi serve per prendere il buon Norin. Poi abbiamo questo, la Etherflux, che provato a metterlo, è un po' difficile, che se ho 50 punti vita posso pagarli ehm, e faccio 50 danni al mio avversario. Ogni qualvolta, e questo praticamente guadagno un punto vita ogni qualvolta casto una magia. Quindi è buona, però non è semplice di avere 50 punti vita, ve lo dico, raga. Però l'ho messa, volevo metterla. Poi abbiamo Return to the Ranks, che posso giocarla con Voke. E praticamente due bianchi e X e posso far tornare in campo una creatura dal cimitero torna sul campo di battaglia, quindi può servirmi moltissimo. È un mazzo strano, cioè proviamolo, io ho fatto un po' di partite in Best of One, veramente ne vince parecchie, più competitivo onestamente non so, infatti non esiste neanche una side, ha fatto proprio una side così, sapete che io sono l'uomo delle side. Poi abbiamo messo le Line of Sanctity per avere Exproof in caso di mazzi sparo aggressivi. Poi abbiamo due Oblivion per eliminare qualcosa, un Lightning Bolt in più sempre per eliminare, per il solito Progenitus che è la carta che amo, cioè io abuso di sta carta inside per eliminare i cimiteri dell'avversario. Poi abbiamo Lightning Helix, sempre sono rimozioni, fa 3 danni a qualsiasi target e guadagna 3 punti vita, e 3 Boros Charm, che posso scegliere, scusate, eccoci qua. Posso scegliere uno tra questi, faccio 4 danni a un giocatore e a un planeswalker, i permanenti che controllano indistruttibile fino alla fine del turno, una creatura a doppio attacco fino alla fine del turno. Ecco, questi sono adesso. Non so neanche pensato in realtà a una vera side di questo mazzo per divertirsi, soprattutto in Best of One. Niente raga, andiamo, vediamo cosa combiniamo questo mazzo. Ok, ci siamo. Benissimo, abbiamo già quello che ci serve per dominare il mondo. E si gode, e si gode, e si gode, e si gode, e si gode. Mettiamo la nostra sexy girl. E adesso comincia la nostra. Chiaramente ne possiamo mettere una a turno. Questo è abbastanza ovvio, visto che è una creatura leggendaria, se no ciao, cioè. Se no praticamente buggy il sistema, buggy. Forse però mi conveniva mettere prima Norin in realtà, non è stata una delle mosse più perfette del Comendone. Vabbè, andiamo a prendere un po' la mano. Ed entra Norin. Adesso speriamo non ci siano la sfiga che da quando registro concedono tutti.
Ok, attacchiamo così lui esce dal campo. Benissimo. E magicamente ritorna ogni volta, non possono mai eliminarlo, quindi, cioè, salvo, ci sono sicuramente delle carte, cioè, adesso non mi ricordo i nomi, però ce ne sono tantissime che possono togliermi il trig e ciao, me le esiliano, saluti. Però è difficile trovarla, insomma, non è una carta semplice. Adesso vediamo che si inventa il nostro opponent. Ci vorrebbe Champion of the Parish qua, o anche la Genesis Chamber. Ma no, non mi piace troppo, è una carta stupenda, secondo me. C'è una carta pazza, cioè, the crazy card proprio, i mazzi cumendiani. Va bene, il Tarmo. Tarmogoyf, carta iconica, storica di questo formatus. Carta che ci darà fastidio. Però vabbè, noi intanto ci guadagniamo i nostri punti vita. E oh, neanche farla apposta, arriva Champion of the Parish. Mano per il momento perfetta. E ci mettiamo anche questo. Giochiamo aggressive, potevo metterlo anche dopo quando... Però, vabbè, insomma, si può anche metterlo adesso, non è un problema secondo me. Ok, adesso questo sale, qua guadagno punto vita e qua gli faccio un danno. Ok, beh, lui di emozioni ne avrà sicuramente, cioè. Però intanto il nostro champion sale, solo si può togliere, ma non so neanche io cosa toglierei in sto caso perché guadagnano tanti punti di vita ed è fastidioso per l'opponent, però è chiaro che devi togliere il campione del popolo perché sennò sale a manetta, ragazzi, cioè diventa un porco. Lui però ha ancora 6 carte, in mano, noi ne abbiamo 2, quindi dobbiamo insomma capire, una rimozione ci vuole. Questa non è sicuramente una carta simpatica. Questo ci fa subito 6 danni in the face proprio. Però siamo a 19 comunque, questo è importante. Cioè nonostante 6 bombe siamo a 19, anzi 20. Speriamo non sia super aggressive. Ok. Un altro campione del popolo. Un altro campione del popolo. Ok. Mi facciamo anche 2 danni all'avversario. Tanto lui è 11, senza aver mai attaccato, senza aver fatto un cazzo praticamente. Campione del popolo. Dai. E va a 7, e va a 7. E noi siamo a 22 con addirittura, in realtà va a 5, con... Ho preso 6 bombe così in faccia ed è a 5. Cioè, non ho fatto un cazzo, è a 5, io a 22. Adesso vediamo, può sempre inventarsi qualcosa, Ok. Molto bene, io mi guadagno altri punti di vita. Non ci fa paura niente, sicuramente. No, l'elfa dalle trecce rosse non ci spaventa. Lui non attacca chiaramente, perché insomma, se è pazzo se attacca. È una persona con problemi. Attacca perché? Torre tutto chiuso. Non ho capito il suo attacco, sinceramente.
cioè, ecco, ecco, bene, vinta alla grande. Eccoci qua ragazzi, second match, il match. Ho bisogno del match, non ci credo, no. Questo ce lo godiamo. E non può avere stesso mio mazzo, dai, cioè, è impossibile, cioè è più facile, non so, veramente. Diciamo che in delle liste che ho trovato, magari qualcuno, nessuno ha messo cioè la doppia sorella, diciamo, ma solo Warden. Ma vediamo, poi, vabbè. Poi ci sono altri, ma per esempio la Genesis Chamber non l'ho vista, anche quella è una cosa è un'altra carta che amo. C'erano altre carte dove guadagnavi punti vita molto di più, molto più velocemente, quello sì. Dove magari sviluppavi la Jani piuttosto che altro. Va bene. Adesso conviene a lui ovviamente, che sfiga. Si guadagna punti vita la merdina. Però adesso ne guadagna anche noi. Adesso ne guadagniamo anche noi. E la 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 la. Aspetta, ok, questo è proprio bello da vedere. Non è mai capitato, secondo me questo è un mazzo, sicuramente un lifelink bianco, classico, che amo oltretutto. Poi, ah ok, qualche vaneggio, ma va bene. Vabbè, lui è già a 24 purtroppo, ne guadagnerà tanti, cazzo. No, se ne guadagniamo due a turno. Sarà una partita lunga. Eliod. Eliod non ci piace per niente. Chiaramente non attacca più. Abbiamo bisogno, è una bella rimozioncina. Abbiamo solo 4 patto exile. Adesso lui si pompa Soul Warden. Ok. Va bene, va bene. Una cosa positiva è che anche Ajani ci vuole. Lui troverà anche lui ovviamente. Adesso vediamo, va su lui, certo lui può avere anche il Planeswalker che mi esilia tutto. Non siamo favoriti su sto match secondo me. Se non trovo velocemente difese. No, più che altro se non devo trovare una rimozione, devo togliergli via la possibilità di guadagnare punti di vita, perché sennò so cazzo. Già una 5-5, porca puttana. Vabbè. Boh, 28-29 siamo. Con questo ci divertiamo, con sto match ci divertiamo. Secondo me, salvo che lui veramente non va, cioè se va a pescare bombe, so dolori di panza. Non ci credo. Al balino, che credo. La vince così. Ha vinto. Praticamente se non trova una rimozione ha vinto. Perché se dà la lifelink al balista, praticamente è una combo infinita. Che bello.
Solo una rimozione può salvarmi. Lui comunque che spora ha veramente sculato in una maniera atroce. La sculata della vita. Va bene. Niente, andata, questa è persa. Bene, mano di merda, si mulliga. Mano già migliore. E ho preso le bombe. D'altronde era pronosticabile. No, 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 no. Ho sbagliato. Ecco. Era molto pronosticabile. Con quel matchup, diciamo, non puoi vincere, perché comunque il fatto che Norin va su e giù, come si dice, dà un vantaggio grandioso, supera lui, poi mi trovi il balista, fai la combo, cioè dai lifelink al balista, fa segnalino infinito, ciao. E saluti la partita così, la saluti proprio con la manina, ciao. E la saluti, e la saluti. Boh, vediamo cosa ci propone il nostro opponent. Cosa propone l'opponente? Ok. Diciamo che una partita come quella di prima era più conveniente, fatalità, ma un best of 3. Avevo tutte le carte per potermi difendere. Perché alla fine basta solo Norin e poche altre in realtà per far male. Per esempio quella di 50 punti vita è uno sfizio che mi voglio permettere io, ma puoi toglierla quando vuoi, insomma. E comincia a crescere il campione del popolo, il campione del popolo. No, 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 ma porco Diaz, ma perché devo cliccare male? Quindi tutta l'ansia del PC che sta arrivando e di Flight Simulator. Non mi fa capire più niente quel gioco. Non mi fa capire più una mazza. Adesso avevo anche Agiani. Questa è veramente altra mano comunque sublime, eh? Se vogliamo essere proprio sinceri. Purtroppo il nostro Agiani non dà forza al campione del popolo. Ok. E torna il nostro Norin. Questa è proprio una delle combo perfette. Oh, qui mi fa prendere punti vita il campione del popolo, che quando entra un umano prende più uno, e Ajani che prende punti vita quando guadagna, sì, ciao, mettiamo segnalini più uno quando guadagniamo punti vita. Se non ci fa niente, ma potenzialmente 7, ecco, ciao. Cioè, questa è la realtà, quando gira, ciao. Sì, diciamo che io sono stato fortunatissimo, però, cazzi tuoi, amore. Ok, ci siamo. Siamo 2 vittorie e una sconfitta. Ma che stronzo. Posso rischiarlo con la terra. Meglio, meglio. Possibilmente se posso avere subito il mio caro e buon vecchio. No, sono un coglione. Ma che cazzo vado a... Io no veramente, ma... Cioè, al posto di togliermi una cliff... Vabbè, vabbè. Va bene, va bene, va bene. Ecco perché cioè, questo gioco va giocato con una concentrazione assoluta perché proprio le cappelle... Vabbè, io sono famoso per cappelle veramente storiche. No, ma come? Per questo me la poteva counterare. Mi pensa di essere contento di vedere la Genesis Chamber, ma in realtà conviene molto più a me. Cos'è questo Mazzuccelli? E Roselin della Comare. Mm, bene. Tutto volare non ci aiuta, eh. Non un gran segno. Ok. Anche...
Aspetto. Ho in mente un piano diverso. Cioè il piano che devo giocare... non... tutto volare a sto qua. Meno male che almeno posso... Finché guadagno punti vita non mi preoccupo troppo, però... Non è certo positivo. Spero di avere una terra così riesco a mettere sia Gianni che Norin. Vabbè, ma c'hai un culo però, porca puttana, oh, tutto perfetto gli è arrivato a questo. Sarà durissima, dai, ve lo dico. Ve lo dico, è ufficiale. È ufficiale. Molto ufficiale. Purtroppo non creo pedine umane, sarebbe stato bello. Adesso vediamo. Certo non è semplice il fatto di avere tutto volare. Vabbè. Io non potrò mai bloccarlo, quello è il problema, capi? Cioè, no, solo sì, le pedine che creerà lui sì, ma il resto non lo, come cazzo lo blocco? Torniamo a 21, ma sto qua, se si mette un altro 20 favorevoli, bestemmi in aramaico. Guarda, Vardia, 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 Vardia. Quello lì chiaramente non blocca con quello. Ho bisogno di altre sorelline, di altre sexy girl ho bisogno. Ok. Boom, allora. Cosa togliamo? Io toglierei questo. Ok. Adesso la sacrifica, scommetto il collettivo. No, no, può addirittura counterarla? Porca puttana. Non ci voglio credere, che culo di merda che hai. Per carità la spreca così però... Sei uno stronzo obeso. Sei veramente uno stronzo. Diciamo, l'ha comunque sprecata perché mi faceva molti più danni. Però se ne ha 4 di quelle, se ne ha altre in mano... So dolori de panzas. Io non posso giocare a Gianni perché se lui sacrifica quella devo avere almeno uno stappato. C'è una bella, questa è bella però. Porca troia. Qua si prende, queste diventano tutte veramente ciccione, l'inverosimile. È vero che guadagno tanto, ma perderò tantissimo a turno, raga. Cioè, proprio tutto volare devo beccare. Mamma mia, che sfiga. Veramente inaccettabile sta sfiga. Molto fortunato onestamente che... Adesso io provo a rischiarla in caso si sacrifica quella, pazienza. No, mi conviene aspettare un turno, non ha nessun senso.
Aspettiamo ancora un turno e poi attacchiamo, ma... Partita è ben che andata purtroppo. È vero che guadagno punti, ma ne perdo troppi a turno. Adesso metterà un altro 20 favorevoli, scommettiamo. No, pesca una carta. Ma con tutte le carte, proprio il mazzo volare dovevo beccare, cioè è incredibile, incredibile. 3, 6, 9, 2, bene. E sì, non ho scampo. Vado a 6. Ah, beh, anche oltretutto, beh, mi sembra giusto. Zio Cheo. Vabbè, ormai devo giocare tutto, fanculo. Peccato perché meritavo tantissimo. Cioè, nel senso, avevo proprio costruito una bella board, ma sto qua a solo volare. Stiamo tenendo duro, ma... Non è che è tanto da pensare, però hai vinto, cioè, voglio dire. Vediamo cosa succede, ma hai vinto. No, questo deve pensare. Non so, pensa se counterarmela, forse devo pagare uno? Boh. Ma fa sul serio. Ah, penso che anche mettendo tutto ho perso. Ma sì, tanto, cosa mi cambia ormai? Lui se non se la sacrifica, infatti, non ha senso sacrificarla. Non ha senso. Togliamo questa. Vai. Peccato. Bravo. 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 Che bravo, ragazzi. Ho avuto proprio fortuna anche di avere tante carte con cui pararsi, cioè veramente le ho avute tutte, sinceramente. Vai vecchio mio, battimi 3, 6, 9, 12, 15. Ma se più non ha qualcosa da pompare, perché potrebbe anche essere ovviamente. Pesca una carta. Pescala, a me non me ne fotte un cazzo, vecchio, pesca quello che vuoi, tanto hai vinto. Sei la pippa obesa, quindi. Sei la classica pippona obesa, quindi voglio dire. Va bene. Sto stronzo a Williams, porca troia. Adesso mi farà un danno, qualcosa deve farla, dai, chi ha chiuso?
Non so cosa possa salvarmi sinceramente, credo niente. Che bello. Sì, non penso che riuscirò a fare. Mamma mia. Ma si attacchiamo, chi se ne frega. Vai, proviamoci. Ma si mettiamo anche Norin, chi se ne frega. Mettiamole tutte. Yes. Vai. Ok. Tanto, cazzo me ne frega. Ok. Se riesco a perdere così, è proprio sfiga, però, è veramente. Cioè, si è trovato anche la Sky Cat, è veramente il culo dei culi, veramente. Quest'uomo ha un culo che è una roba meravigliosa. È la cosa più bella del mondo. Peccato. Dai, sbaglia, ti prego, sbaglia a bloccare, dammi la vittoria. Uno. Purtroppo ha tante carte. La Genesis in questo caso mi svantaggia anche. Così, insomma, cosa ci possiamo fare, raga, così. L'EQC. Ce la siamo giocata anche bene, ma che ce vuoi fa? Quando uno ha culo, ha culo. Questa, se non c'era questa ancora potevo resistere, secondo me. Però. Cosa fa? Perché blocca quella? Guarda che perdi se blocchi quella. Ah, pippa! Guarda che perdi se blocchi quella. Ma è deficiente. Boh. Vabbè, era capito, insomma, vabbè. Bravo, bravo, bravo. Che goldon, mamma mia. Oh, l'hai rischiata però, eh. Oh, cretino! Cretinotto! Ah, cretinotto! Niente, no, no, non capisce. Ok, ha capito. Ha capito. Ha capito. Ha capito. Io ci sto provando perché comunque è un mazzo che ti dà la possibilità di pregare. Dai, 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 tirali su. Tirali su sti punti. Ah, aspetta, sì, giusto. Aspetta. Ma torniamo 3, 6, 9, 12. Non è fermo per pochissimo, non ce la facciamo. Vediamo. Oh no, aspetta, però sai che forse se non pesca niente una minima chance ce l'ho. Cioè torniamo a 20 noi, 3, 6, 9, 12. Se non pesca niente una chance l'abbiamo.
Non ci credo. Cosa pescherà mai la merda? Pesca la carta, vuol dire che non ha niente in mano. Dai, ti prego, non dai un po' di culo, me la merito, cazzo. Me la merito. Cioè, secondo me, cioè, se non sono di mongolo nel fare i cosi. Cioè, è vero che può avere qualcosa, cioè nel senso può avere qualsiasi cosa, però. Non ci voglio credere! Non ci voglio credere! Partita epica, raga, saluto dal comandante veneziano, l'ultima che avevo vinto. È leggendaria. Ciao!